Parliamo di un argomento apparentemente molto distante, che è quello della liturgia. Lo facciamo attraverso un libro che si chiama In nomine tuo collecti, l'Assemblea celebrante l'azione liturgica come luogo di formazione di una mentalità sinodale, scritto da Monsignor Marco Gerardo, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Don Marco, partiamo da un dato chiaro. In tanti hanno sentito parlare di sinodalità, di sinodo della Chiesa. Che cosa vuol dire sinodale? Allora, sinodale vuol dire una forma di Chiesa, di vita di Chiesa che sia partecipata da tutti e quindi partecipativa, cioè non più una visione verticistica strutturata soltanto gerarchicamente, ma una forma di Chiesa in cui tutti i membri della Chiesa, consacrati e laici, partecipano ai processi decisionali, ai processi attuativi e non ci siano attori e spettatori, ma che tutti siano soggetti della vita della Chiesa. Lei sottolinea nel suo libro che la liturgia, quindi il linguaggio rituale, simbolico, non è solo un momento di culto, pensiamo magari proprio alla celebrazione dell'Eucaristia, della Messa, ma è un vero e proprio laboratorio di sinodalità, quindi di partecipazione in cui insomma i fedeli apprendono e vivono questa comunione. Sì, perché la celebrazione ci fa recuperare due elementi fondamentali che sono essenziali per dare una forma sinodale alla Chiesa. Il primo elemento è che nella celebrazione il centro è Cristo, né il prete, né l'accolito, né il lettore, soltanto Gesù. E una Chiesa è sinodale se mette Gesù al centro, perché nel momento in cui mette una qualsiasi figura ministeriale al centro già non è più sinodale. E poi il secondo elemento che la celebrazione ci fa recuperare è che essa funziona solo attraverso la comune interazione di tutti i soggetti ministeriali. Cioè una messa richiede il presidente, l'assemblea, il lettore, il cantore, il salmista, il ministrante. Lì ognuno fa la propria parte, la fa attivamente, soltanto nell'insieme di queste figure ministeriali si può realizzare la celebrazione dell'Eucaristia. Così deve essere per la Chiesa. Se tutti siamo partecipi, la Chiesa è sinodale. Lei parla addirittura anche di architettura liturgica come in qualche modo forma di partecipazione, cioè anche, come dire, proprio la costruzione dell'edificio chiesa in qualche modo Sì, tende a questo. Esattamente, se noi prendiamo una qualsiasi chiesa ben costruita, ben progettata, notiamo che ci sono dei rapporti tensionali. Faccio un esempio: navata e presbiterio, luogo destinato all'assemblea e luogo destinato ai ministri, non sono separati, sono in relazione, tendono l'uno all'altro. E il battistero, il fonte battesimale, il confessionale non stanno uno verso l'altro. Il battistero perché col battesimo ci fa entrare nella salvezza, il confessionale perché ci riporta nella via della salvezza dopo che abbiamo peccato, e questo ci fa capire, per esempio, nel rapporto, nella tensione, che la vita cristiana è fatta di grazia ma è fatta anche di debolezza, che il peccato insomma non è la distruzione di un cammino di fede, è una debolezza vissuta nel cammino di fede, ma che può comunque essere riassorbita dalla misericordia di Dio, dalla condivisione della comunità. Don Marco, volevo chiudere con un piccolo dettaglio. Lei dedica questo libro, tra le diverse dediche che fa, anche a Monsignor Benigno Papa. Una scelta, se posso essere cattivo, un po' particolare, visto che insomma lei è stato il segretario di Monsignor Papa, ma le dichiarazioni di Monsignor Papa le sono costate un calvario giudiziario nel processo Ilva. Sì, guardi, tante riflessioni di quel libro sono nate da colloqui con Monsignor Papa, che mi ha sempre spronato non solo a pensare, ma mi rimproverava di non mettere mai per iscritto quello che pensavo, diceva tu lo devi rendere disponibile agli altri. E poi insomma ci stiamo accorgendo che a mente più serena probabilmente parti, segmenti di quella vicenda giudiziaria sono stati anche un po' condizionati
dal clima che si respirava, e certamente c'è una necessità di fare giustizia a questa città che è martoriata, però con la distanza del tempo, la pacatezza della riflessione, probabilmente molte cose non sarebbero andate come sono andate. In nomine tuo collecti è il titolo del libro di Monsignor Marco Gerardo, che ringraziamo per essere stato con noi, gli auguriamo buona giornata e buon lavoro, Don Marco. Grazie anche a voi, buona giornata.